Buonasera a tutti. Sono l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano e Grappa. Vengo da parte del sindaco Ignazio Finco a portare i saluti dell'amministrazione comunale di Bassano. Sono colpito da questa presenza, che non è certo presenza scenica, è presenza sicuramente motivatissima e determinata a raccogliere i messaggi che arrivano da questo tavolo, dove faccio un saluto molto affettuoso alla storica che ci viene ad affrontare un argomento estremamente delicato, nonché attualissimo, in presenza del prossimo anniversario del Giorno della Memoria, il lunedì se non sbaglio. La professoressa storico Chiara Saonara, che affronterà già subito l'argomento, da quello che vedo, più delicato di tutti gli argomenti che verranno affrontati prossimamente, e di cui io mi complimento per i comitati che hanno organizzato questa kermesse, questo programma di temi molto, molto sentiti, molto anche attuali, e che fanno l'onore di questa città, di questo museo che accoglie appunto queste possibilità. Questo significa che Bassano sente molto la propria predominanza storica. È una grande città di storia, trasuda storia a tutti i pori, e quindi vale la pena da fare un applauso a questi comitati che intendono portare argomenti di questa grande delicatezza in una città che merita tutta questa attenzione. Quindi io mi limito a ringraziare ancora chi organizza, e ringrazio la professoressa, e ancora grazie da parte del sindaco di Bassano e Grappa. Grazie all'assessore per queste parole. Io mi permetto di citare tutte le persone e le organizzazioni, le associazioni che siedono al tavolo di programmazione di Venerdì Storia, che sono AVL, Federazione Italiana Volontari della Libertà, l'AMPI, Sezione Martiri del Grappa, l'Associazione 26 Settembre, Istrevi, ACLI, ANA Montegrappa e Comitato 10 Febbraio. Le rassegne, sapete, è dal 2012 che vengono proposte 2 volte all'anno, e in questi anni abbiamo veramente organizzato centinaia e centinaia di incontri con una partecipazione sempre molto numerosa. La rassegna di questa stagione, diciamo gennaio-marzo, non poteva dimenticare degli anniversari importanti. Primo fra tutti quello che ha citato l'assessore, gli 80 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz, che si ricorderà lunedì 27. Come al solito la rassegna attorno alla data del 27 propone un momento di riflessione su questi temi, e stasera abbiamo ospite la storica Chiara Saonara, che poi vi presenterò. Altri anniversari che comunque vedrete nel programma, i programmi sono stati distribuiti sulle sedie, sono gli 80 anni dell'ONU, e di cui ci ricorderemo con un incontro nel mese di febbraio. Naturalmente sono gli 80 anni anche della liberazione, e l'ultimo degli incontri di marzo, il 14 marzo, sarà dedicato proprio a questo tema. Il programma lo avete, ripercorre fatti lontani nel tempo, ma anche fatti di estrema attualità, come l'incontro della prossima settimana, che vuole arrivare fino ai giorni nostri, fino all'attualità, drammatica attualità, che coinvolge Israele e Palestina, e sarà Francesco Tessarolo a raccontarci, a proseguire il racconto che aveva già iniziato nelle precedenti rassegne, arrivando appunto ai giorni nostri. Il 7 febbraio ci sarà un incontro legato alla giornata della memoria con la storica Gloria Nemec, ma non sto a raccontarvi il programma che avete sulle sedie, piuttosto direi qualcosa sulla nostra relatrice. Ve la presento leggendo il suo profilo: docente di italiano e storia negli istituti superiori, ha lavorato per oltre 30 anni
all'Istituto Veneto per la storia della Resistenza e della società contemporanea, come responsabile dell'archivio e della biblioteca e come ricercatrice. Tra le sue pubblicazioni, Egidio Meneghetti, scienziato, patriota combattente per la libertà, Una città nel regime fascista, Padova 1922-1943, I 20 mesi della Resistenza, nel terzo volume della storia di Bassano del Grappa. Ha curato l'edizione del Mio rettorato di Giuseppe Gola e la parte relativa al Novecento nel volume 3 dell'Università di Padova nei secoli. Per molti anni ha accompagnato, in qualità di ricercatrice e di storica, numerosi gruppi di studenti delle scuole superiori di Padova in visita ai luoghi della Shoah, in particolare ad Auschwitz. Lascio la parola e rinnovo i ringraziamenti. Buonasera. Si sente? Sì. Mi è mai capitato di parlare davanti a così tante persone. Grazie che siete venuti qua col freddo. No? Qua? Va bene? Più o meno? Più vicino possibile, me lo devo mangiare. Ecco, sì. Allora, per parlare dei giusti, bisogna fare un piccolo passo indietro e capire perché un po' di persone, mica tante, ma un po' di persone hanno deciso che si poteva dire di no a leggi ingiuste. E le leggi ingiuste sono soprattutto le leggi antiebraiche, che l'Italia approva nel 1938 e che hanno un'applicazione molto ferma, anche molto accurata. Qualcuno cerca ogni tanto di dire sì, vabbè, ma non erano mica tanto applicate. No, no, sono state applicate le leggi antiebraiche, che naturalmente all'inizio erano soltanto mirate a costringere gli ebrei italiani, che vi ricordo erano poco più dell'1 per 1000 della popolazione italiana, cioè 45.000 circa su 45 milioni di abitanti. E poi c'erano, oltre a questi 45.000 che erano gli ebrei che erano in Italia, alcuni da secoli, c'erano anche degli ebrei che erano venuti in Italia dopo la legislazione razziale tedesca, cioè dopo il 1936, e altri che erano venuti via dopo la Prima Guerra Mondiale, soprattutto dalla Russia, in genere dai paesi dell'Est, perché lì erano cominciate anche prima della guerra, ma naturalmente anche dopo, cioè erano cominciate in periodo zarista, però erano durate anche dopo, erano cominciati i pogrom, e cioè la distruzione totale di alcuni villaggi abitati soltanto da ebrei. Allora questi erano venuti via da lì e cercavano un luogo più sicuro in Italia. L'Italia serviva anche però per imbarcarsi verso l'America, eccetera. Però insomma c'erano circa 10.000 ebrei che erano arrivati in Italia dopo il 1919. Allora, contro questi 45.000 ebrei italiani, improvvisamente o quasi, vengono fatte le leggi razziali. Le leggi razziali dico quasi improvvisamente perché sono quasi, come dire, una continuazione di quelle che sono state fatte dopo la conquista dell'Etiopia. Perché noi siamo andati in Etiopia, ci siamo presi le sanzioni dell'ONU, che vuol dire poco, ma quello che era successo è che i militari italiani si erano messi con donne etiopi, erano nati dei bambini che non erano esattamente bianchi. Allora cosa facciamo? Ce li teniamo? Come li trattiamo? Allora, vengono fatte una serie di leggi. Una è che è vietato il matrimonio. Chi si sposa, un cittadino italiano che sposa una suddita etiope finisce in galera. I matrimoni già fatti, vabbè, pazienza, perché naturalmente, visto che c'è il concordato, non bisogna mica urtare la Chiesa Cattolica, però dal momento in cui viene fatta la legge è vietato il matrimonio. E i figli di queste coppie non saranno mai cittadini italiani, saranno sempre e solamente sudditi.
cioè un gradino più basso degli altri. Già col fascismo non è che ci fosse un granché di cittadinanza, voi lo sappiamo bene, insomma, però ancora meno. Allora, di seguito a questo vengono fatte anche le leggi contro qualcun altro che è in Italia e che non è italiano. E chi l'ha detto che non è italiano? Lo dicono nel manifesto, il cosiddetto manifesto della razza, che esce stampato nei giornali il 14 luglio, no, del 38. Attenzione, il 14 luglio è il giorno della presa della Bastiglia, no? L'affermazione dei diritti, dell'uguaglianza degli uomini, eccetera. No, noi stampiamo il manifesto della razza, in cui è detto chiaro e tondo che esiste una pura razza italiana, da una parte, e che gli ebrei non sono un'altra roba. Sono un'altra roba. E da quel momento vengono fatte una miriade di circolari, informative, eccetera, eccetera, in modo da convincere gli ebrei ad andarsene. Non gli facciamo mica del male, eh? Nessuno pensa nel 38, qualcuno lo pensa, lo pubblicano gli studenti nei giornalini, eccetera, che forse è meglio eliminarli fisicamente, però nessuno prende sul serio queste cose. Però che se ne vadano, sì, che se ne vadano. Nel passaporto non scriveremo neanche che sono di razza ebraica, purché se ne vadano, e naturalmente che lascino qua tutti i loro beni. Non che se ne vadano portandosi dietro quello che hanno. Vengono privati della tessera del partito fascista, il che vuol dire che tutti quelli che dipendono dallo Stato vengono licenziati, perché senza tessera non si lavora, vengono espulsi dalle scuole, no? Insegnanti, alunni, dalle università, eccetera, tutti gli ufficiali dell'esercito perché non hanno più la tessera, tutti i dipendenti dello Stato perché non hanno più la tessera, e un pochino alla volta, con una serie di norme anche assurde, addirittura ad personam, vengono convinti ad andarsene. Dicevo, tipo, è vietato avere la bicicletta, è vietato avere la radio, è vietato avere dipendenti ariani se si è ebrei. Cioè, è più facile dire quello che è permesso rispetto a, perché man mano che si scoprono delle cose, vengono fatte le leggi per proibire queste cose. Una legge ad personam che è stata scoperta non molto tempo fa è proibito a aziende appartenenti a ebrei di occupare suolo pubblico. Allora uno dice: mamma mia, occupare suolo pubblico? Cosa facevano? Allora, cerca e ti cerca, hanno trovato che c'era a Roma un edicolante che aveva 1 metro quadrato di edicola. Al tempo le edicole vendevano solo i giornali e nient'altro. 1 metro quadrato di edicola su un marciapiede. Allora non si fa una legge dicendo è vietato, eccetera, eccetera, è vietato occupare suolo pubblico, automaticamente quello perde il posto perché non può più stare lì, eccetera. Allora, queste leggi vengono applicate senza violenza, ma vengono applicate. C'è chi dice: vabbè, è vietato per me, che sono medico ebreo, non posso avere se non clienti che non siano ebrei. Cioè, io che sono un notaio posso fare atti soltanto per ebrei, io che sono un avvocato, ma naturalmente gli ariani, virgolette, che hanno il medico ebreo se lo tengono caro. Cioè, chi è che cambia medico se uno si fida? A cominciare dal re, che aveva pubblicato e firmato le leggi razziali, aveva un medico, Sereni, che era ebreo, se l'è tenuto ben stretto. Però naturalmente non si può più fare come prima. E non solo, ci sono quelli che appunto si tengono stretti, naturalmente gli amici e quelli che hanno, però nessuno che dica qualche cosa. All'Università di Padova vengono buttati fuori 51 fra, oltre a tutti gli studenti naturalmente, 51 fra
docenti ordinari, eccetera. Il che, fra parentesi, significa una perdita netta per l'intelligenza italiana, perché non sono più tornati. Ma questa cosa, questa buttare fuori dall'università gli ordinari, i liberi docenti, eccetera, viene registrata dal segretario del Senato accademico contrarighe. Oggi sono stati espulsi professori, eccetera. E poi sotto una righetta, e poi abbiamo visto che ci sono iscritti all'Università di Padova delle persone con cognomi importanti, tipo c'era un'Elettra Marconi, ecco, stesso livello, stessa cosa. Allora, c'è chi ci guadagna, naturalmente, perché se un medico non può più fare il medico per gli ariani, ci sarà un collega medico ariano che si prende i suoi clienti. Ecco. E naturalmente quelli che fin da subito si proclamano fautori di questa legislazione sono gli studenti, soprattutto gli studenti dell'università, perché vuol dire liberare posti per i professionisti. Quindi nessuno si scandalizza, nessuno dice niente. Anche perché questa persecuzione sembra soft, no? Cioè è vero, ci sono le botteghe con su scritto questo è un negozio ariano, l'abbiamo tutti presente, la vita è bella, no? Ecco, però non ci sono violenze. Non ci sono violenze apparenti, anche se questa è comunque una violenza. Addirittura a Padova nel 41 viene sostituito dal capo non dal capo della provincia, dal prefetto Vittorelli, il direttore del Gazzettino, perché aveva pubblicato una serie di articoli in cui diceva: no, qui ci sono un po' troppi ariani che fanno gli amici degli ebrei e io propongo che per loro ci sia almeno una stellina gialla. Voi sapete che in Italia le stelle gialle non sono mai state imposte. Beh, il direttore del Gazzettino propone che ci sia almeno una stellina gialla, così si individuano gli amici degli ebrei. Questa cosa è talmente pesante. Allora, nel 41 siamo in guerra da un anno, ci sono già le restrizioni, ci sono già problemi per il pane, per il sapone, per il carbone, per il gas, per una serie di cose fondamentali. Il prefetto dice: beh, insomma, non aggiungiamoci anche questa roba qua. Il direttore del Gazzettino viene sostituito, però in che modo? Gli inventano una cattedra all'Università di Padova, il rettore d'altra parte è antifascista convinto, che dice addirittura che lui era antisemita prima ancora che si inventassero le leggi razziali. Beh, al direttore del Gazzettino viene costruita apposta una cattedra di storia del giornalismo, che terrà con lode fino al 44. Beh, per dire il clima, no? Il clima è questo, si respira ma si sta zitti finché non arrivano i tedeschi. 25 luglio cade il fascismo, 8 settembre viene reso noto l'armistizio. Qualcuno si illude che la guerra finisca e invece Badoglio lo dice chiaramente, la guerra continua. Quindi la guerra continua con chi? Con chi ti attacca. È estremamente vaga la cosa. Nel periodo badogliano qualcuno pensa che si possano abolire le leggi razziali, ma siccome ci sono anche dentro ci sono le questioni dei matrimoni misti, bisogna sentire il Vaticano, che è uno Stato implicato nella faccenda, perché i matrimoni misti fra un cattolico e un ebreo implicavano tutta una serie di cose che avevano delle ricadute anche sulle leggi razziali, perché si poteva chiedere la discriminazione se si era figli o nipoti di gente nata da matrimonio misto, eccetera, eccetera. Allora,
chiedono al Vaticano, il Vaticano per mezzo di un cardinale dice no, no, ci sono le cose buone anche nelle leggi razziali, non occorre cancellarle. Una delle cose non certo buone ma fondamentali per quello che succederà dopo era l'anagrafe degli ebrei, che è stata fatta nell'agosto del 38. Un mese e mezzo dopo la pubblicazione del manifesto della razza, tutti gli ebrei vengono invitati ad andare a iscriversi a un'anagrafe apposta, no? Per loro, indicando tutti i dati di famiglia, eccetera, eccetera, l'indirizzo e così via. Questi elenchi anagrafici sono in comune, in ogni comune ci sono. Quando arrivano i tedeschi in Italia, basta che prendano gli elenchi, ci sono già, non occorre che vadano in cerca degli ebrei, hanno gli indirizzi, hanno tutto. Il rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre del 43, quindi una settimana dopo l'arrivo dei tedeschi, che porta via più di 1000 persone dal ghetto, viene fatto in poco più di una notte, con gli indirizzi in mano. Non occorre mica avere chissà che cosa. Abbiamo tutte le indicazioni. Sì. È il 43, sì, sì, sì. Sì, sì, dopo che sono arrivati i tedeschi. Allora, fino al settembre del 43 la situazione è fuori più che possibile gli ebrei, no? Però nessuna persecuzione della vita, è la persecuzione dei beni, delle famiglie, eccetera, però non una persecuzione delle teste. Difatti, cosa succede? Che gli ebrei stranieri che già avevano sperimentato prima di arrivare in Italia la persecuzione, sono i primi ad andarsene e dicono agli ebrei italiani: guardate che non tira una buona aria. Ma gli ebrei italiani sono come tutti gli altri cittadini, sono anche fascisti ben integrati, anche troppo fascisti certe volte, tipo il barone Gastone Treves de Bonfili di Padova, che viene espulso dal partito fascista nel 26 perché aveva sostenuto che insomma i fascisti erano un pochino troppo buoni con sti operai che facevano ancora qualche alzata d'ingegno. E insomma lo buttano fuori perché protesta contro un fascismo troppo blando. Ed è il primo a offrire un sacco di soldi per la beneficenza del periodo invernale, quando c'è la Befana dei bambini, eccetera, eccetera. Lo buttano fuori. Allora gli ebrei erano esattamente come tutti gli altri italiani, c'erano fascisti, c'erano antifascisti, c'era gente a cui non interessava niente, c'era gente che non era neanche iscritta nella propria comunità ebraica, non frequentavano la sinagoga, non andavano a pregare, non obbedivano a nessuno dei precetti, non sapevano neanche che cosa volesse dire per certi versi essere ebrei. Avete presente quello che racconta Liliana Segre, no? Dice: io ho capito di essere ebrea quando mi hanno dato fuori da scuola, fino a quel momento lì non c'era proprio assolutamente niente che distinguesse lei dagli altri. Allora gli ebrei italiani dicono: ma non abbiamo fatto niente, cosa vuoi? Vabbè, facciamo a meno della bicicletta, facciamo a meno della radio, vabbè, passerà anche questa. Ne son passate tante nella nostra vita di popolo perseguitato, passerà anche questa. Non ci ammazzeranno mica. Ci tolgono questo, ci tolgono quell'altro, vabbè, passerà anche questa. Quando finirà la guerra, passerà anche questa. Ci sono molti che chiedono di essere discriminati dagli elenchi, tirando fuori battesimi, nonni che si erano convertiti, gente che matrimoni misti, eccetera. Normalmente le domande di discriminazione vengono bocciate, non ci vengono neanche prese in considerazione, però insomma sopravvivono, non succede niente, non succederà niente. Vorrei mica che il re ci faccia qualcosa. Carlo Alberto li aveva liberati dai ghetti,
vorrete mica che Savoia faccia qualcosa di male contro gli ebrei, insomma. Avevano una grande devozione per Casa Savoia, molta meno per il fascismo, ma insomma c'erano anche ebrei fascisti senza problemi. Solo che arrivano i tedeschi e quando arrivano i tedeschi la situazione cambia del tutto, perché i tedeschi nel 1943 hanno già avviato la soluzione finale e la soluzione finale prevede la cancellazione totale degli ebrei dall'Europa, raccogliendo tutto quello che è possibile raccogliere, da mettere in un museo in cui si ricorderà negli anni futuri che cos'erano gli ebrei una volta in Europa, come ricordiamo i Romani, no? Come ricordiamo i Sumeri, gli Ittiti. Beh, raccogliamo queste cose così impareranno che cos'erano gli ebrei, ma per il resto sparire. Questo vogliono i nazisti e questo lo perseguiranno fino alla fine, perché Hitler nel suo testamento dice: finite il lavoro, e il lavoro è eliminare gli ebrei. Finite il lavoro, che io non sono riuscito a farlo del tutto. Fino all'ultimo giorno di guerra i carri merci che portano gli ebrei ai campi di sterminio hanno la precedenza su tutti gli altri treni, anche su quelli che portavano per l'esercito. Allora, di fronte a questa cosa, gli ebrei cominciano a fare i conti con i tedeschi e si viene a sapere che vengono arrestati, vengono presi, non hanno fatto niente, spariscono. Cosa succede? Cosa si fa? Si fa quello che è giusto. Si fa quello che è giusto. Senza tante storie, anche senza invocare la carità cristiana. Si fa quello che è giusto. E giusto è che la gente che non ha fatto niente non deve essere perseguitata. E allora li aiuto a mettersi in salvo. In quel momento lì, quando arrivano i tedeschi, c'è di tutto, Cioè, mettiamo in fila cosa c'è in Italia. Ci sono 600.000 soldati che sono stati fatti prigionieri dai tedeschi, che sono stati portati in Germania. Quelli che non sono stati presi dai tedeschi si sono nascosti, e c'è qualcuno che li ha aiutati a nascondersi, e sono quelli che poi daranno un pochino alla volta vita alla resistenza, no? Qui non occorre mica che ne parli perché Bassano del Grappa non ha bisogno di storie da questo punto di vista. Però ci sono questi soldati da nascondere perché sono giovani, non vogliono andare a fare i soldati per la Repubblica Sociale, hanno bisogno di essere salvati, mantenuti, nascosti, protetti. Poi ci sono i prigionieri alleati, inglesi, russi, francesi, polacchi, cecoslovacchi, che fatti prigionieri dai tedeschi, che sono in territorio italiano, in campi di prigionia, ma soprattutto usati per lavorare nei campi, nelle fabbriche, eccetera. Visto che non c'erano, gli italiani erano a combattere, si usano i prigionieri. Sono in campi di prigionia, però sono abbastanza liberi, nel senso che vanno a lavorare di giorno, poi ritornano a sera a dormire, eccetera. Questi qua con l'8 settembre spariscono e bisogna aiutarli, bisogna nasconderli. E anche questi bisogna nasconderli, bisogna mantenerli, bisogna dargli vestiti e possibilmente i soldati, soprattutto gli aviatori inglesi abbattuti oppure caduti, eccetera, è bene che tornino in linea. Allora bisogna organizzare il passaggio in Svizzera oppure sull'Adriatico, vedere se li vengono a prendere con i sommergibili, eccetera. E anche questi sono da aiutare. Poi ci sono gli antifascisti, quelli che sono tornati dall'esilio, dal confino, dalle galere dei fascisti, dopo il 25 luglio, sono tornati a casa.
Però il fascismo è mica morto, il fascismo è risorto nella RSI e questi sono di nuovo sotto la mira dei fascisti, anche questi bisogna aiutarli, perché anche questi sono in pericolo di vita. Allora, vedete quanta gente ha bisogno di aiuto? Allora si fa quello che è giusto. Ed è bellissimo che si chiamino i giusti, no? I giusti sono quelli che hanno fatto quello che era giusto fare. Noi adesso lo sappiamo perché da un po' di tempo ce lo sentiamo dire, no? Che nel Talmud, che è uno dei libri sacri per gli ebrei, c'è scritto: chi salva una vita salva un mondo intero. Ma allora non lo sapevano, ma lo stesso hanno salvato vite i giusti, senza pensare o pensandoci in maniera relativa alle conseguenze. Allora adesso vi racconto un po' di storie di alcuni giusti, cominciando da quello più cioè no più importante, più famoso, che però non vi racconto perché lo conosciamo tutti, che è Giorgio Perlasca. Oltre a invitarvi a rivedere il film, no, che è molto bello, Un eroe italiano di Negrin, se lo trovate leggete anche il libro che è stato stampato, non La banalità del bene, quello che De Aglio ha scritto sulla vita di Perlasca, ma L'impostore, che è il suo racconto di quello che lui ha fatto. Facendo l'impostore, cioè facendo finta di essere il console spagnolo, no? Perché il console spagnolo a Budapest se n'era andato per non dover riconoscere il governo filo-nazista ungherese, e lui si inventa di essere il console spagnolo e si inventa documenti per 5.000 persone. A rischio della vita, rimettendoci di suo, no? E poi non si sa niente. Ecco, la cosa che hanno in comune i giusti è che non hanno detto niente. A Lidia Martini, che poi ci arrivo, che ho conosciuto personalmente, le ho detto: "Ma insomma, perché non avete raccontato niente?" E lei ha detto: "Ma cosa dovevamo raccontare? Non abbiamo fatto mica niente di straordinario. L'avresti fatto anche tu." Dubito, conoscendomi, ma insomma per loro era una cosa che andava fatta, punto. Cioè non è che si sta lì a discutere, a pensare: "Lo faccio o non lo faccio", si fa. Perlasca era un fascista convinto, aveva fatto la guerra di Spagna, aveva fatto la guerra d'Etiopia, rimane fascista anche dopo. E però ci sono delle cose che non si fanno. Non si perseguitano e non si ammazzano i bambini, non si portano via le donne, non si buttano nel Danubio legati uno a uno, no? Lasciando lì le scarpe, buttati nel Danubio in modo che non possano neanche nuotare e che muoiano, non si fa. E allora si inventa tutta questa impostura, no? E salva 5.000 ebrei ungheresi, facendoli diventare spagnoli e quindi salvi. Poi c'è Maria Lazzari. Maria Lazzari è di famiglia antifascista, da subito abitavano a Padova nel ghetto, perché il ghetto di Padova, non so se sapete, noi lo no, noi non più, la mia mamma ancora lo chiamava il ghetto, adesso si fa fatica a insegnare ai ragazzi dov'era, ma insomma via Roma, via Marsala, no? Via San Martino e Solferino, quella zona lì a fianco del municipio più o meno, insomma, per andare in Prato della Valle c'era il ghetto che era chiuso, che viene aperto appunto in epoca del primo Savoia, no, di Alberto di Savoia, e insomma loro abitavano lì, la famiglia è una famiglia antifascista, lei e le sue sorelle sono molto contente quando il papà, quando erano piccoline, le portava alle manifestazioni socialiste negli anni '20, eccetera. Poi col fascismo naturalmente
non si fa più niente. Poi improvvisamente nel 43 cominciano ad ospitare in casa degli ebrei che abitavano vicino a loro, che loro conoscevano, erano amici. Questi ebrei non si rendono conto del pericolo, non possono andare via, perché andare in Svizzera è un problema, non è facilissimo. Ci vogliono soldi per pagare quelli che ti fanno passare dall'altra parte, che erano quasi sempre contrabbandieri di sigarette, no? Che facevano sto lavoro, indicavano i sentieri, eccetera. Ci sono persone molto anziane che non possono affrontare sta fatica, insomma. E allora li ospitano a casa loro. Sono vicini di casa, sono amici, li ospitano a casa loro perché si fa così, perché è giusto. Maria Lazzari finisce a Ravensbrück come politica, quindi col triangoletto rosso. Lei ha una bambina, è separata dal marito, ha una bambina e riesce a buttare una lettera fuori dal vagone che la sta portando via, raccomandando la bambina a sua sorella. Sua sorella l'ho conosciuta, ha fatto la sindacalista per tutta la vita, la parisina alla CGIL, e ha naturalmente allevato la nipote. Di Maria Lazzari non si sapeva assolutamente niente. Fino a 30 anni fa era faticoso trovare anche una fotografia che ce la facesse vedere che faccia aveva. Non ha lasciato scritto niente, è rimasta appunto questa lettera buttata giù dal vagone, in cui diceva: sì, mi portano via, ma vedrai che ritorno. Sono un po' triste perché vado via, ma vedrai che ritorno, perché naturalmente alla figlia bisognava dire che la mamma sarebbe tornata, no, e non torna. E anche lei aveva 40 anni, 41 quando è stata presa. Portata prima naturalmente a Venezia, arrestata a Padova, portata a Venezia, da Venezia portata a Trieste e poi da Trieste portata via. E poi ci sono le 3 sorelle Martini. Le 3 sorelle Martini sono questa bisogna che ve la racconti perché secondo me è proprio indicativo. Allora, nel 92 io ero all'Istituto per la Storia della Resistenza, che all'epoca era al Bo, l'ultimo piano del Bo, avevamo 2 stanze, la biblioteca, eccetera. Nel 92 entra un signore sbandierando un libro e dice: qui c'è scritto le Martini Sister of Padua. Dove sono? Io lavoravo da un bel po' su sto posto, mi faccio dare sto libro, è un libro di Absalom, La strana resistenza, in inglese. In inglese era nominato queste sorelle Martini di Padova, mai sentite. Solo che casualmente la mamma di un mio amico si chiamava Martini. Dico, boh, domando a lui, sua mamma conoscerà. Non è un cognome rarissimo, Martini, però metti che si conoscano. Allora chiamo il mio amico e dico: ma chiedi a tua mamma se conosce queste sorelle Martini. E lui dice: ma io penso che sia lei una delle sorelle Martini. Dico: ma allora sai che cosa ha fatto? E lui dice: cosa ha fatto? Allora, le sorelle Martini erano di una famiglia molto numerosa, erano 12 figli, abitavano in via Galilei, a mezzo chilometro dalla Basilica del Santo, una famiglia molto religiosa, in contatto con padre Cortese e con il gruppo Frama, e adesso ci arriviamo. Allora, queste sorelle Martini salta fuori che la Lidia era la più grande, aveva 24 anni, era già laureata, insegnava. Poi c'era sua sorella, un'altra sua sorella che si chiamava Teresa, un po' più giovane, e poi c'era la Liliana che aveva 17 anni. Beh, la Liliana è l'unica che ha scritto, ricordando questa sua scelta, questa sua vita, e dice: beh, insomma, si sceglie, non è che si sceglie,
Ti dicono fai questa roba e tu dici sì perché ho 17 anni, perché il rischio e le cose proibite sono quelle che ci piacciono di più, no? Quello che ti dicono no, non si deve fare, insomma, fa voglia di farlo. Ci sono dei rischi, sì, vabbè, ma non tocca mica a me, cioè, metti che mi prendono, ma sì, ma non succede mica niente. Beh, loro sono entrate tutte e tre in questa organizzazione, naturalmente segretissima, messa in piedi all'inizio da 2 persone molto diverse, il professor Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, quello che ha inaugurato l'università e l'anno accademico il 9 novembre del 43, non in nome del re, ma in nome della gente, degli studenti, dei lavoratori. E poi naturalmente se ne deve andare, lui era un comunista noto e naturalmente se ne deve andare. Prima lo fanno andare a Milano e poi lo convincono ad andare in Svizzera perché neanche a Milano era sicuro. E l'altro che mette insieme questo gruppo invece era Ezio Franceschini, che era un suo allievo molto cattolico e che lavorava all'Università di Padova e all'Università Cattolica di Milano. Insegnava letteratura latina medievale. Allora, mettono in piedi questa organizzazione. Che cosa fa? L'organizzazione fa in modo che possano andare all'estero il più possibile le persone che devono andarsene via dall'Italia. Poi raccolgono informazioni per darle agli alleati che ne hanno bisogno perché non sanno niente della situazione italiana e quindi bisogna sapere come si muovono i tedeschi, eccetera, eccetera. Raccolgono indumenti, armi, denaro, eccetera. Le sorelle Martini cosa fanno? Beh, fanno finta di fare le morose. Perché? Perché bisogna portare via giovani uomini che non parlano inglese, figuriamoci, cioè sono il nemico. Quindi devono stare zitti. Sono i prigionieri che sono scappati, no? Dai campi di prigionia e che magari è un po' difficile ospitarli tutti, i contadini, famiglie contadine venete si sono tenute il militare, no, alleato e l'hanno tenuto e protetto, anche usato come lavoratore naturalmente, però molti che avevano paura hanno detto no, insomma, troppo rischioso. Allora bisognava portare via 'sti giovani che non parlavano italiano, che quindi avevano bisogno di carte d'identità, permessi di viaggi, eccetera. C'è qualcuno al municipio di Padova che porta via le carte in bianco, le carte d'identità, i permessi di lavoro in bianco. C'è un falsario di timbri che prepara i timbri. C'è padre Placido Cortese, che è un frate del santo, veniva dalla Croazia, l'avevano mandato a fare il cappellano, visto che parlava in croato, l'avevano mandato a fare il cappellano nelle due caserme di Chiesa Nuova, vicino a Padova, dove c'erano prigionieri dei croati e sloveni, che noi quando siamo andati nel 41 a occupare la Dalmazia, la Slovenia, avevamo fatto prigionieri. Erano a Padova, non parlavano italiano, il frate parla il croato, lo mandano lì a fare il frate. Solo che oltre a fare il frate, lui naturalmente cerca di aiutarli, di portare da mangiare e loro gli chiedono se possono dargli dei bigliettini da mandare a casa senza che passino per la censura. E lui lo fa. E quando si tratta di portare via la gente, lui va a cercare le fotografie degli ex voto. Avete presente gli ex voto? Sì, no? Una volta ce n'è ancora qualcuno al Santo che ha la fotografia, no? Di chi ringrazia Sant'Antonio. Allora padre Cortese va, prende le fotografie e poi cercano quello che assomiglia di più a chi deve andare via. Poi lo attaccano sulla carta falsificata, con il nome falso. Le fotografie, se non sono tanto simili, si fa un po' di pasticcio con i timbri, no? Con le inchiostri, eccetera.
E poi lo si affida a 'ste ragazze che lo prendono sotto braccio e affettuosamente lo portano fino a Milano e poi da lì fino a Oggiorno e poi da lì confine con la Svizzera. I maschi naturalmente zitti, qualcuno con la benda sull'occhio, un altro con il braccio ingessato, eccetera, perché bisogna ben giustificare che ci sia un maschio giovane che può girare. I maschi giovani devono essere in guerra. Allora, appunto, bisogna inventarsi tutte queste cose. E 'ste 3 sorelle fanno questa cosa. La Teresa e la Liliana, appunto, che ha 17 anni, vengono prese, probabilmente tradite, cioè qualcuno fa finta di avere bisogno di andare via, poi invece era un fascista di quelli che eccetera. Finiscono prima in prigione a Padova, poi a Venezia, poi da Venezia finiscono, a Mauthausen. La sorella, la più grande, la Lidia, era a Milano quando loro sono state arrestate. Telefona a casa per dire che sarebbe tornata in qualche modo. Pensate come erano i trasporti all'epoca, insomma, treni così, quando capitava, eccetera. La donna di servizio che avevano le fa capire che non è il caso che torni a casa, perché le sorelle, insomma, avevano si erano messi d'accordo di comunicare che se c'erano rischi, insomma, non tornasse. Lei non torna per un po', ma dopo torna. Sa che le sue sorelle sono finite, non si sa dove, ma certamente non sono più neanche a Venezia. E cosa pensate che faccia? Continua a fare quello che faceva prima. E lei viene arrestata più tardi, non finisce in Germania e neanche in Austria perché viene portata a Gries, vicino a Bolzano, dove c'è un campo di concentramento e di raccolta, ma da Gries non partono più treni per il nord dal 1° febbraio del 45, perché c'erano continuamente interruzioni della linea ferroviaria, bombardamenti, eccetera, e quindi lei rimane a Gries fino alla fine della guerra. E si salvano tutte e 3. Tutte e 3 si salvano. Quando si salvano e tornano indietro con grande fatica naturalmente, fermandosi dove si poteva fermare, viaggiando su camion scoperti, eccetera, non hanno il coraggio di tornare a casa perché dei 6 fratelli, che avevano quasi tutti più grandi di loro, 4 erano militari e 1 era disperso fin dall'inizio della guerra. E quindi quando tornano a casa non hanno il coraggio di tornare a casa perché dicono: "Chissà cosa troviamo, chissà", e vanno al Santo in cerca di Padre Cortese. E vengono fermate da un frate che dice: "Ma sì, però ragazze, si può mica entrare al Santo con i pantaloni, cioè no. Con i pantaloni proprio no". Loro avevano quello che avevano potuto mettersi, avevano una tuta e loro dicono: "Ma, sì", raccontano che vengono non esattamente da casa e lui dice: "Ma non sapete, Padre Cortese è sparito, non sappiamo dov'è". Padre Cortese è un altro giusto. Questa organizzazione che mette in piedi e che fa funzionare, naturalmente, i fascisti lo sanno che cosa sta facendo. Ma Padre Cortese finché rimane al Santo e nel convento è al sicuro, perché il Santo è extraterritoriale, no, è proprietà del Vaticano. E difatti si muove meno che può, proprio per, mhmm, poter organizzare tutto e coordinare tutto, ma non farsi prendere. Lo prendono dicendo che c'è uno che ha bisogno di essere confessato e che ha chiesto di lui. E allora lui naturalmente ci va. Appena esce dal cordone del sagrato del santo,
dove adesso hanno messo la pietra d'inciampo, proprio di fronte al museo, all'ex museo di Padova, la biblioteca, insomma lì in Piazza del Santo, c'è la pietra d'inciampo che per padre Cortese, perché è stato proprio caricato su una macchina lì. Viene portato prima a Venezia anche lui, poi a Trieste. E a Trieste prima al Coroneo, nel carcere, poi in via Oberdan e poi a San Sabba. E a San Sabba sparisce. A San Sabba sparisce, come sapete la residenza di San Sabba è l'unico campo di concentramento italiano che aveva anche il forno crematorio e prima, alla fine di verso la fine di metà di aprile del 45, il Goblovnic, che era il capo di Trieste, fa bruciare tutti i documenti e il forno crematorio viene addirittura fatto saltare. Difatti, se andate a San Sabba, vedete non c'è niente, c'è soltanto una traccia del camino, ma non c'è niente altro, proprio per evitare che rimanessero documentazioni. Allora, padre Cortese finisce così, le sorelle Martini tornano a casa, la più giovane, Liliana, che era anche la più robusta delle 3 sorelle, era una ragazzona, compie 18 anni a Mauthausen, regalo di compleanno per aver raggiunto la maggiore età, sua sorella le leva le pulci dalla testa. Torna a casa proprio perché era robusta ed era diventata un filo, passa 1 anno e mezzo in sanatorio per avitaminosi, diminuzione delle ossa, non so come si chiami da un punto di vista medico, insomma comunque si erano ridotte, impoverite di calcio, eccetera. E fa 1 anno e mezzo in sanatorio. Si sarebbe poi sposata, l'ho conosciuta, ma non ha potuto avere figli. La Lidia, che è quella che in fin dei conti sta meno in campo di prigionia e sta a Gries, nella lavanderia di Gries, e lei diceva sempre: meno male che mi hanno mandato in lavanderia, perché se mi mandavano in cucina andava a finire che qualche veleno riuscivo a metterglielo nelle robe che facevo da mangiare, che naturalmente era una battuta, ma lei era quella appunto che non ha parlato, non ha raccontato niente. Suo marito mi ha detto: ma no, ma io sapevo, sì, ma mi ha detto ho fatto qualcosa, ma il figlio zero. D'altra parte quando le mamme raccontano qualcosa ai figli, naturalmente i figli ascoltano, non ascoltano, non è solo il caso suo, insomma. Teresa, l'altra, la terza sorella, si è sposata con uno studente di medicina, poi diventato medico, che era anche lui prigioniero politico a Mauthausen. Ecco, nessuno delle 3 aveva raccontato niente. Perché? Perché è una cosa che si fa, l'avresti fatta anche tu. Ecco, questi sono i giusti. Quelli che fanno delle cose perché è giusto farle. Non perché qualcuno te lo dice o perché qualcuno te lo chiede, ma perché è giusto fare queste cose. Io sono sempre molto ammirata ogni volta che penso a questi che hanno messo in gioco la vita ed erano persone giovani in gran parte. Qualcuno aveva famiglia, la Maria Lazzari aveva una bambina ed era separata dal marito, quindi il tengo famiglia esisteva, ma questo non ha fermato nessuno. Sto sforando. No. Ultima cosa, l'ultimo giusto. In questo caso è un maggiore dell'esercito. Andiamo da Perlasca, di cui tutti sappiamo, no? Alle sorelle Martini, che dopo che ho scoperto che erano loro, adesso andate nelle scuole a raccontarlo quello che avete fatto. E allora sono andate nelle scuole a raccontarlo. Padova ha dato il sigillo della città, è stato fatto anche uno spettacolo su quello che hanno
su quello che avevano fatto loro, eccetera, insomma, e loro sempre un po' ritrose a raccontare 'ste cose, perché ogni volta dicevano: "Non abbiamo mica fatto cos'è che abbiamo fatto? Boh, insomma, appunto, l'avresti fatto anche tu". Ehm, ma la cosa bella era che, io ho portato Lidia, che appunto era la mamma del mio amico, in diverse scuole. La cosa bellissima era che lei era sempre fresca di parrucchiere, con il rossetto, truccata in maniera da sembrare a posto, cioè lei faceva queste cose in onore dei ragazzi, che è una cosa bellissima, cioè, pensate la fatica anche di raccontare queste cose, perché come sapete ce l'ha scritto Levi, ma anche altri, la Bianca Guidetti Serra hanno scritto la stessa cosa. Quando sono tornati nessuno voleva sapere niente, e quando cominciavano a raccontare dicevano: "Lascia perdere". Perlasca non ha raccontato niente. Perlasca non ha raccontato niente. E quando ho chiesto a suo figlio: "Ma quando l'avete saputo?" Franco Perlasca, che adesso è presidente della fondazione Perlasca, che va in giro, racconta, eccetera. Dico: "Quando l'hai saputo di quello che aveva fatto tuo papà?" E lui mi ha detto: "Ci son rimasto malissimo". Dico: "Ma non eri fiero?" "No, ci son rimasto malissimo, ci ho messo un bel po' ad accettare il fatto che quella persona che io conoscevo come mio papà era un'altra persona". E capite la fatica? Allora, Levi dice: "Nessuno che ci stava ad ascoltare". La Bianca Guidetti Serra dice, quando cominciavamo a raccontare, dicevano: lascia perdere dai, che adesso c'è da tirarsi sulle maniche, dobbiamo rifare tutto, dobbiamo ricostruire, eccetera". Per cui sono stati zitti. Sono stati, anche perché parlare, soprattutto in tempi ravvicinati, ravvivava il dolore. Non è che sia facile raccontare una cosa così terrificante come un ingresso in insomma, l'abbiamo letto tutti, no, Se questo è un uomo, cosa gli facevano, cosa facevano alle ragazze. L'abbiamo letto tutti, figuriamoci se uno ha voglia di raccontare. Raccontare vuol dire ricordare, vuol dire rivivere, e quindi si sta zitti. Ecco, uno che è stato proprio zitto, di cui sappiamo quasi niente, è uno che ha salvato una piccola famiglia di ebrei padovani. Allora, e dice: "L'ingegnere Pighin", che è uno delle formazioni di Giustizia e Libertà di Padova, continuò un po' di tempo a mantenersi in rapporto col maggiore Vasio, informandolo dei colpi di mano progettati per procurarsi indumenti e materiali a favore dei patrioti. Allo stesso tempo, il maggiore Vasio, a mezzo dell'ingegnere Pighin, approfittò dell'organizzazione dei patrioti per mettere al sicuro da ricerche la famiglia dell'ebreo dottor Parenzo Renato, che da Padova poté così trasferirsi in Val Rovina, che è qua, no? Io non so dov'è, però voi lo sapete di sicuro. Ecco, in Val Rovina si salva una parte della famiglia Geses. 5 minuti ancora? Posso? Sì. Allora, la famiglia Geses di Padova è, trovate, se lo volete leggere, questo libro bellissimo che si legge con angoscia, ma anche con molta partecipazione. Si intitola Il posto delle capre. Allora, i Geses erano una famiglia ebrea che veniva dalla Bielorussia. Bielorussia aveva attraversato l'Ucraina, erano cominciate le persecuzioni prima della prima guerra mondiale, quindi agli inizi del Novecento. Allora si erano spostati fino a Odessa. A Odessa avevano messo in piedi un commercio con le barche. Poi anche lì non si erano più sentiti sicuri quando Odessa è diventata della Russia, e allora erano venuti a Trieste
con l'idea poi di andare in America, dove c'erano dei parenti che erano già andati negli Stati Uniti. Invece a Trieste si bloccano perché lui si innamora di una triestina, di un'ebrea triestina, e allora non ci si muove più. Poi da Trieste si trasferiscono a Padova, dove aprono una valigeria, che c'è stata ancora e c'è ancora una valigeria, non è più loro naturalmente, in via Roma, e abitavano lì sopra la valigeria. I Geses avevano una figlia, e ne desideravano molto, volevano molto avere altri figli, e la seconda figlia nasce molti anni dopo, 15 anni dopo sua sorella. È una bambinetta, nasce nel 37. È una bambinetta molto simpatica, carina. Quando nel 43 cominciano le persecuzioni, la sorella più grande, che è sposata e ha un bambino, è sposata con un avvocato, e ha un bambino, decide di mettersi in salvo. E questo maggiore, fra le altre cose, che aiuta i partigiani, eccetera, eccetera, trova una stalla recuperata in Valle Rovina, dice: però non dite che siete ebrei, state là buoni, non dite che siete ebrei. E vabbè, si salvano perché rimangono lì. La famiglia invece, i due genitori di lei e la bambina rimangono a Padova, un po' perché erano stufi di gironzolare, insomma, capito? Andiamo via e non sappiamo neanche dove, stiamo qua, cosa vuoi che ci facciano? Poi a un certo momento invece in dicembre dicono no, è troppo rischioso. Lei, la sorella, la più grande, la figlia maggiore, dice venite con noi, ma loro vengono in Valle Rovina e poi dicono no, scusa, un pochetto troppo scomodo, è freddo, è tutto, no. Piuttosto andiamo in Svizzera. Sono sul confine, il papà è già passato, la moglie e la bambina no, vengono fermati da guardie confinarie italiane, allora lui torna indietro e dice prendete me, lasciate andare loro, figuriamoci, 3 ebrei, ci guadagno e come a consegnarli. E vengono portati a Padova, prima a Como, in prigione, poi a Padova dove dopo il novembre del 43 era stato istituito un campo di concentramento, nel senso di concentrare la gente, non nel senso di perseguitarla, nel senso di concentrarla, a Vo' Vecchio, che è alla base dei Colli Euganei. C'era una villa veneta dove erano emigrate le suore elisabettine per stare fuori dai bombardamenti, e insomma c'è posto. E lì vengono portati anche i Geses con altri, un bel po' di ebrei padovani. Quando il 17 luglio del 44 arrivano i tedeschi per sgombrare il campo, perché non si fidavano più tanto del comandante, delle guardie, eccetera, perché sti ebrei andavano su e giù, andavano addirittura a Padova a farsi curare dai dottori, poi vabbè tornavano, però insomma non era il caso. Poi nel 44 diamoci una mossa per eliminarli, gli ebrei. Allora arrivano i tedeschi, prendono tutti gli ebrei che ci sono, la bambina, evidentemente istruita dalla mamma, si nasconde nella barchessa, in una delle barchesse. Naturalmente il giorno dopo la trovano. La trovano e la suora dice: io adesso cosa faccio? Chiama il suo capo, la sua capa delle suore, non so come si chiami, e dice: no, no, portala ai tedeschi, I tedeschi sapevano quante persone c'erano, ne manca uno, per carità, che non prendano le suore al posto della bambina. E allora la suora viene a Padova e la bambina viene consegnata a sua mamma, ai Paolotti. Dopo 2 giorni arrivano i tedeschi con gli autobus per portarli a Trieste. La mamma attacca sul vestito della piccola un bigliettino con su scritto: chi la trovi per favore la salvi e la porti dal professor Cavagnis, che era il marito della sorella
la sorella si era convertita al cattolicesimo, aveva sposato il professor Cavagnis, che era uno dell'ospedale di Padova, un luminare. Abitavano di fronte alla prefettura di Padova, in quel palazzo vicino alla libreria Feltrinelli, quello subito più in là. Beh, salgono in corriera, la mamma riesce a calare giù la piccola, la Sara, e la corriera parte. Qualcuno trova sta bambina con sto biglietto e la porta dalla zia. Ma i tedeschi lo sanno che manca uno. E allora vanno a prenderla, perché la zia, che era un'ebrea, comunque battezzata, ma ebrea, c'era negli indirizzi. La trovano, la bambina, e la portano a San Sabba. Partono tutti gli ebrei padovani presi a vo', partono col treno del 27 luglio del 44, la maggior parte di loro viene ammazzata all'arrivo ad Auschwitz il 3 di agosto. Qualcuno era già un paio erano già morti in treno durante il viaggio, gli altri la selezione la passa pochissimi, insomma, e Sara muore anche lei il 3 di agosto, una bambina di 7 anni, cosa ce ne facciamo? Niente, quindi camera a gas. Ma questo ve l'ho raccontato, no? Perché? Perché c'è gente che aiuta comunque, no? Trovano una bambina, non sanno chi è, l'aiutano. C'è gente che non se la sente perché ha paura, la suora, no? Quando lo racconto nelle scuole dicono una suora, caspita, sono persone come noi, non sono mica, dovrebbero essere forse più buone, però la paura è la paura. E poi c'è quello che segue dopo, perché quella che è rimasta in Val Rovina, no? E che si salva, avrà una figlia dopo la guerra. La chiama Sara, che è l'autrice, Sara Parenzo, è quella che ha scritto questo libro. E dice: però mia mamma non riusciva a chiamarmi Sara, perché ogni volta che mi chiamava Sara era come se chiamasse sua sorella. E quindi diventa Fiore. Io l'ho conosciuta come Fiore Parenzo, che è il nome di uno dei personaggi degli animaletti di Bambi, del film Bambi, cioè non so che, c'era uno che si chiamava Fiore, e allora una volta che erano andati al cinema a vedere sto Bambi, dice: io ero là che piangevo come una disperata quando Bambi viene cioè la mamma di Bambi viene ammazzata, e mio fratello dice: sì, ma tu sei come quello lì, e allora la chiamano Fiore. Allora, Lisa Parenzo, che si salva per tutta la vita, dice: mi avessero dato mia sorella, perché non sono venuti con me? Cioè i sopravvissuti hanno avuto una vita terrificante. Allora, i giusti, tanto per tornare, quando hanno salvato una vita, hanno salvato davvero un mondo intorno a quella vita. Pensiamoci, quando viene da fare una cosa, no? Non la si fa solo per quella cosa lì, si fa perché c'è tutto un mondo intorno e si fa quello che è giusto fare, e bisogna fare quello che è giusto fare, non per diventare giusti, ma perché è giusto farlo. Grazie dell'attenzione. Naturalmente, se ci sono domande, io sono qua. Pronto? Dunque, una riflessione, non vorrei andare fuori tema, no? Quando è il momento in cui, perché queste cose riguardano la persona, qualcuno si deve ribellare e opporsi a queste situazioni, anche con riferimento ad oggi? Mi viene in mente Antigone,
Mi viene in mente l'eterna lotta dell'uomo fra la legge naturale, diciamo, che qualcuno chiama coscienza, e la legge positiva. Allora, se ci salviamo di fronte a queste situazioni, anche con riferimento ad oggi, e poi chiudo, è perché ciascuno di noi deve fare i conti con la propria coscienza, e la coscienza è un qualcosa che chiamiamo così, ma che è difficile da definirsi, ed è quella che dentro di noi suona il campanello e dice: questo lo devo fare e questo no. Ed è un tema vecchio, come vecchia Come Antigone noi. e il mondo. Sì. Beh, non credo che ci sia niente da rispondere, cioè in ogni momento storico tocca a ciascuno scegliere, tocca a ciascuno, e nessuno può sostituire me, lo devo fare io, non lo può fare qualcun altro al posto mio. E credo che sia una bella responsabilità che ci dobbiamo tenere in mente, cioè non possiamo dire: "A me non tocca, tocca a qualcun altro". La responsabilità è personale e le scelte che facciamo le dobbiamo fare, credo, ogni giorno, insomma, anche non cominciamo a parlare dell'oggi perché se no, non vado più a casa, Ci sono altre domande? Altrimenti chiudiamo qui, rinnovando i ringraziamenti alla professoressa Saunara per questo bell'intervento. Grazie.